Eccoci qua a parlare adesso delle possibili finiture di pietra levigata, quindi di Segui il tuo istinto. Prodotto, come sappiamo, detto 100.000 volte, assolutamente naturale, totalmente traspirante. L'abbiamo diviso in 4. Questo lo lasciamo naturale per poter vedere le differenze. Questo lo facciamo con Savon, questo magnifico profumo di sapone di Marsiglia. Paolo, poca roba, quello che il prodotto ti chiama e che ti assorbe. Vediamo. Qui vediamo che il sapone viene assorbito, il muro si bagna, poi andrà piano piano ad asciugare, a ritornare totalmente invisibile, ma con una diversa prestazione, quindi un diverso assorbimento. Le macchie stanno sparendo perché il prodotto asciuga, adesso è il momento con un panno di lucidare e vi facciamo vedere come. Ecco, un'alternativa al sapone è la cera del vecchio, sempre naturale assolutamente, però ha questo contenuto di cera che aumenta la capacità di respingere l'acqua, quindi abbiamo una maggiore idrorepellenza, sempre traspirabile e sempre applicata con una spugna. Quando asciutta la parete, con uno straccio, ancora una volta, lisciamo, puliamo come una normale cera. E vediamo il muro diventare leggermente più lucido, ma sicuramente più idrorepellente. Facciamo un ripasso. Qui abbiamo il prodotto pietra levigata naturale, senza niente. Qui abbiamo messo il sapone e qui abbiamo messo la cera. Tutte protezioni assolutamente naturali, traspiranti, ma idrorepellenti. Poi vi faccio vedere esattamente qual è la differenza. Può essere necessario, in qualche caso, perdendo in naturalità, di proteggere ancora di più e fare una barriera. A questo punto dobbiamo usare vetro, che è una resina. Quindi cosa faremo in questo caso? Daremo una prima mano assolutamente necessaria, diluita all'80% come preparazione. Ecco, in questo caso possiamo abbondare perché il prodotto è molto diluito e verrà completamente assorbito, creando una barriera all'interno del prodotto. Una volta asciutto sarà completamente invisibile questa applicazione. Allora, questa, quindi la prima mano che abbiamo dato diluita, è già una soluzione perché non si vede niente, ma già non assorbe più il prodotto, quindi potrebbe già essere utile in qualche circostanza, a vostra discrezione. Qui invece noi facciamo vedere, per esempio un box doccia, qualcosa, diamo una mano di vetro puro con la spugna. Ecco, adesso sì, quello che si può vedere è che il vetro non viene assolutamente più assorbito e quindi farà una barriera superficiale e a totale protezione di pietra levigata. Adesso sono tutti asciutti, vediamo che le diverse finiture comportano una piccola differenza anche estetica. Tende a scurire e, se vogliamo, un po' ad arricchirsi il prodotto con le diverse finiture. Qui lo possiamo vedere. Quello che adesso però ci interessa di vedere sono le diverse caratteristiche che abbiamo ottenuto e la diversa risposta all'acqua. Vediamo. Ecco, qui vediamo come pietra levigata naturalmente assorbe
completamente l'acqua, quindi se l'assorbe vuol dire che lo butta fuori. C'è questa totale traspirabilità che è una caratteristica eccezionale di questo prodotto. Qui abbiamo messo il sapone e vediamo qui la risposta è diversa. Abbiamo un'assorbenza molto limitata, con la cera è ancora più forte l'idrorepellenza, l'acqua casca giù più velocemente e qui abbiamo il vetro che possiamo bagnarlo e l'acqua cola tranquillamente. A questo punto qui lo vediamo proprio una diversa risposta all'acqua, quindi una diversa risposta e una diversa caratteristica. Sempre naturalità fino a qua, qui abbiamo un'alta protezione, ma in sostanza questa pietra levigata, questo segui il tuo istinto, è un prodotto che ha questa caratteristica di naturalità, ma ha la possibilità di farci cambiare le performance in base alla protezione che diamo. Questo è quello che volevo raccontarvi con questo film sulle finiture Giorgio Greisen & Friends. Grazie.